Un caloroso saluto amici e amiche di Recta Sport, ci troviamo nel bell'impianto di Codrongianos nella provincia di Sassari e oggi vi racconteremo il match clou della 14ª giornata del campionato di eccellenza sarda. Si affronteranno Stintino e Sorso rispettivamente terza e prima della classe in una di quelle partite che ha tutto per essere appassionante. Ancora Ducar, lanciato da Carboni, Ducar in area, Ducar, ancora Ducar! Stintino a un passo dal gol del vantaggio, ancora Lamin Ducar. Parte con il numero 8 Del Rio, la palla resta lì, è pericolosissimo, e ancora Assini, vedremo chi andrà. Arriva un bombone, va Cadde in porta. Il fischio dell'arbitro, sono 6 le maglie dello Stintino dentro l'area. Parte Cherchi, palla tesa, parte Cherchi, mette dentro il pallone Cherchi, lo libera Falchi. Ancora palla Stintino però con Sini che prova una girata. Stintino manunta Ducar, Ducar lascia sfilare per Carboni, Carboni prova a passare, occhio a Ducar, la sua velocità, Ducar! A un passo dal gol dell'1-0, Lamin Ducar, una velocità veramente sovrumana. Parte Cherchi a cercare Gianni, anticipato secco da Falchi. Rete allora per i giochi di parole, occhio a Caddeo con un numero che prova a partire, ancora Caddeo, Caddeo! Ha fatto tutto benissimo, meno la conclusione. Trova Del Rio, occhio a Del Rio, può calciare da lì, invece sceglie il numero 20, attenzione, ancora dentro il pallone per Ruggiu. Tutto corto, Del Rio dentro, ancora Cherchi, la palla resta lì. Va Del Rio, cross dentro, la palla sfila, non arriva nessuno, attraversa pericolosamente tutta l'area di rigore. Ricordiamo Stintino ancora imbattuto in casa. Occhio al pallone lungo per Ducar, arriva Del Rio, c'è la traversa colpita direttamente dal portiere, poi la palla resta lì, Del Rio ancora sulla linea, salvataggio clamoroso. Game over al comunale di Codrongianos. 0-0 fra la prima e la terza in classifica.